Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Veneto in diretta. Dialogheremo con Federico Caner, assessore all'agricoltura e al turismo della Regione Veneto. Quindi Monia Meneghini incontrerà Marino Finozzi, presidente della Fondazione Città della Speranza. A seguire Vincenzo Gottardo intervista Massimo Barbuiani, sindaco di Adria, comune dell'area del Delta del Po. Ma ora parola a Marco Ferraro che intervista Giovanni Boaretto, direttore artistico della piscina Y40, la più profonda del mondo, a Montegrotto Terme. Benvenuti a Veneto in diretta. Oggi qui in studio a Padova abbiamo con noi la presenza di Giovanni Boaretto, Executive Manager di Y40 di Deep Joy. Giovanni, ben arrivato qui da noi. Grazie dell'invito. Facciamo questo bel gioco insieme. Partiamo come se dovessimo presentare una sorta di profilo, una carta di identità. Come si presenterebbe ai nostri microfoni? Io sono il responsabile della struttura Y40, che è la piscina termale più profonda del mondo. Un luogo del tutto speciale perché di fatto consente l'immersione ai principianti, dai bambini fino a qualsiasi età, di fatto non c'è un limite, ma poi è anche un luogo che ospita la scienza, ospita l'arte e quindi si rende aperto al mondo che vuole scoprire ciò che c'è sotto la superficie dell'acqua. All'interno del vostro mosaico esiste, è presente, è efficace Y40 Studios, una sorta di estensione, mi permetto, della realtà già ben consolidata in questo gemellaggio tra Hotel Mille Pini e Y40 di Deep Joy. Come è nata l'idea di Y40 Studios? Y40 Studios è già nata all'inizio proprio della progettazione, perché realizzare uno spazio subacqueo che possa consentire l'ingresso di una produzione televisiva, una produzione cinematografica, oppure la produzione di uno spot pubblicitario o di un video musicale, richiede di tener presente diversi elementi. La dimensione dello spazio, le strutture che possano accogliere ulteriori elementi scenografici in immersione, ma anche tutto un sistema per poter appendere luci oppure calare in acqua oggetti pesanti. Quindi oltre a questi strumenti, oltre a questa struttura che garantisce chiaramente un equipaggiamento di alta gamma, c'è anche un team creativo che collabora all'interno della vostra famiglia. Che team è, soprattutto come interagisce in questo genere di spettacoli, in questo genere di iniziative? Con l'apertura di Y40 Studios si è venuto a creare un insieme, un contorno di persone che gradualmente si sono avvicinate grazie alle loro professionalità. Chi è molto capace a realizzare video in superficie, che gradualmente ha imparato ad andare sott'acqua, oppure grandi videomaker subacquei che hanno girato il mondo prima di arrivare da noi per realizzare immagini che tengano presente dell'elemento liquido. Questo richiede delle attenzioni molto particolari perché in acqua la luce si muove in modo diverso, viene filtrata alle diverse profondità, i colori non sono sempre tutti presenti, oppure l'intensità della luce cambia perché l'acqua appunto è un filtro che trattiene e un po' disperde la luce proprio con la rifrazione e la riflessione. Oppure realizzare quindi delle luci subacquee, quindi abbiamo trovato aziende che fossero in grado di mettere insieme sia elementi, come dire, illuminotecnici che noi desideravamo per creare degli effetti luminosi, ma anche questi in grado di resistere alla pressione dell'acqua. Una cosa importante anche da visualizzare, insomma, come una sorta di cornice, è l'idea dei vantaggi di lavorare in un ambiente immersivo. Immersivo intendo, Giovanni, proprio, e lo capisce perfettamente, in immersione all'interno delle vasche. Come lavorare in queste circostanze? Beh, è molto speciale. Di fatto noi spesso ci troviamo ad accompagnare in acqua performer che di fatto normalmente applicano le loro competenze in superficie, oppure perché o perché sono molto belli o perché sono molto bravi come attori o perché magari entrambi. Il fatto è che entrare in acqua muove sempre delle emozioni, sia a chi si trova ad approcciare questo elemento per la prima volta, ma anche a chi li deve accompagnare. Questo perché? Perché c'è l'idea creativa che va rispettata e la persona noi la dobbiamo guidare da uno stato, come dire, di inconsapevolezza di quello che accade sott'acqua fino a riuscire ad interpretare correttamente l'idea creativa del regista. Quindi
Il percorso è più o meno è graduale, ma in circa 2 ore noi riusciamo ad accompagnare una persona con esercizi di respirazione, rilassamento, tranquillizzandosi rispetto proprio all'acqua e immergendosi con la maschera, lo snorkel, le pinne ed il costume, piano piano ad indossare gli abiti abbastanza semplici come un jeans o una maglietta, poi a togliere la maschera, poi ad indossare l'abito di scena che spesse volte è molto ingombrante. L'acqua rallenta, appesantisce, ma ha anche un elemento interessante, permette di galleggiare. E quindi la sorpresa poi del performer di trovarsi sospeso nell'acqua, con i safety pronti a dare supporto in qualsiasi momento, oppure scandendo bene gli attimi di immersione e di emersione, rende la persona particolarmente poi felice di aver fatto questa esperienza. E quindi il percorso è molto bello perché chi avvicina l'acqua in un primo momento un po' spaventato, di fatto già dall'inizio, avendo noi acqua calda, viene accolto in questo liquido quasi amniotico e consente quindi poi di arrivare a realizzare l'opera creativa che spesso richiede un'attività di circa 10 ore in acqua. Le chiedo soltanto un altro piccolo assaggio di quello che Y40 Studios garantisce a chi interagisce con voi. Non è solo set cinematografico, che cosa propone ulteriormente? Y40 nasce come luogo per immersioni subacquee, quindi è un luogo con istruttori, una scuola che consente ai bambini sin dall'età di 8 anni di entrare in acqua e provare gradualmente l'esperienza dell'immersione. Questa appunto è molto favorita dal fatto che noi abbiamo acqua termale, quindi un'acqua naturalmente calda che all'interno della piscina viene mantenuta a 33 gradi ma che alla nostra sorgente esce a 87. Questo consente quindi di avvicinare questo mondo sommerso con semplicità. La presenza di attrezzatura già disponibile in piscina consente quindi alle persone di avvicinarsi esattamente come se facessero un bagno in piscina, con la particolarità di trovarsi ad un certo punto sospesi in questo liquido molto speciale che è 26 volte più denso dell'aria e scoprire l'immensità dello spazio subacqueo che si trova ad Y40. E con questo intervento, Giovanni, io la ringrazio per aver partecipato a questa nostra bella conversazione e direi che possiamo dare la linea alla regia. A presto! Grazie dunque a Marco Ferraro e a Giovanni Boaretto, direttore artistico della piscina Y40. Ed ora l'intervista a Federico Caner, assessore all'agricoltura e al turismo della Regione Veneto. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Veneto in diretta. Nello spazio intervista abbiamo nell'occasione il piacere di incontrare Federico Caner, assessore regionale all'agricoltura e al turismo. Benvenuto assessore. Grazie a tutti voi. Certo, quando parliamo di agricoltura e turismo potremmo dire che tocchiamo la Regione Veneto nei suoi punti cruciali, più importanti, senza volerne ovviamente agli altri ambiti, agricoltura e turismo, per cui il territorio fotografato in queste due competenze dell'assessore Caner. Cominciamo, assessore, proprio dall'agricoltura e cominciamo da un evento recente, gli 80 anni di Confagricoltura Belluno. Lei ha presentato dei dati importanti, ma soprattutto ha analizzato quella che è la situazione della montagna. Sappiamo quali sono le criticità che caratterizzano questo ambito territoriale così importante nel Veneto. Sì, è stata un'occasione importante quella degli 80 anni di Confagricoltura per discutere un po' di agricoltura di montagna, ma poi di agricoltura in generale in Veneto. Un momento importante sia con gli operatori locali ma anche nazionali, c'era anche il presidente nazionale, abbiamo avuto modo di discutere cosa significa fare agricoltura in montagna e cosa rappresenta questa anche per la pianura. Io ricordo sempre che l'attenzione della Regione Veneto verso questo comparto è notevole. Guardi, noi abbiamo circa l'8% di aziende venete che provengono dalla montagna. Nonostante questo 8%, noi facciamo investimenti pari al PSR, che è diciamo lo strumento che dà contributi a livello europeo e regionale per la montagna, per un totale di un 40% del suo massimale. Quindi a fronte dell'8% delle aziende noi diamo contributi per un 40% a livello di valore. Questo significa che la Regione Veneto crede nel settore agricolo di montagna, perché se preserviamo la montagna, preserviamo i prati, i pascoli, anche dal punto di vista idrogeologico noi evitiamo che certi disastri poi accadano anche in pianura.
Assessore, siamo in campagna elettorale, qualcuno ha rivolto critiche alla Regione Veneto per i finanziamenti all'agricoltura, critiche rispedite immediatamente al mittente perché lei ha sfoderato dei numeri importanti, soprattutto un sostegno all'agricoltura in momenti in cui sappiamo anche dei tagli previsti dal piano dell'Unione Europea, la PAC famosa. Assolutamente sì, questo infatti è un grido di dolore che noi abbiamo lanciato proprio durante quel convegno. Si sta ragionando sul tema del fondo unico, quindi prima c'erano dei fondi diversificati e uno era dedicato all'agricoltura. Oggi parrebbe che l'Unione Europea voglia togliere questo fondo dedicato e inserirlo assieme agli altri. Questo significa che poi inevitabilmente gli stati centrali, quindi anche lo Stato italiano, andrà a ripartire questi fondi anche per altre situazioni che per carità hanno la loro dignità e importanza, ma io che mi occupo di agricoltura e so quanto è importante sostenerla, significano meno risorse perché noi passeremo da 360 miliardi a livello europeo previsti per l'agricoltura a neanche 300, a 295. E sono tanti soldi in meno che sono importanti soprattutto nel momento in cui si parla di attenzione ambientale, di sostenibilità ambientale, perché dico sempre che gli agricoltori, per convincerli anche a fare questo passo legato al meno utilizzo di fitofarmaci, di agrofarmaci, ma continuare a produrre, perché è necessario continuare a produrre, bisogna aiutarli e invece stiamo facendo esattamente il contrario. Assessore, per concludere l'ambito dell'agricoltura, ce ne sarebbe da parlare ovviamente, analizziamo anche non il rovescio della medaglia, il dritto, sempre più giovani e sempre più donne. Assolutamente sì, questo è un dato molto positivo, direi a livello italiano, ma soprattutto il Veneto sta crescendo molto con tanti giovani che vogliono impegnarsi in agricoltura. Non a caso con i nostri fondi del PSR abbiamo finanziato tutte le domande dei giovani che hanno fatto richiesta e questo è motivo di orgoglio da parte mia, da parte della Regione Veneto, perché crediamo nei giovani e siamo convinti che anche questo binomio legato all'agricoltura e a turismo possa, continuare a crescere grazie al lavoro dei giovani. Veniamo all'altro grande ambito di cui lei si occupa, il turismo, e abbiamo detto tutto. In Veneto, prima regione italiana e crediamo a questo punto anche prima regione europea, no, Assessore? Ma assolutamente, prima italiana indiscussa con oltre 73 milioni di presenze turistiche annue e tra le prime 5 in Europa. Questo è un dato molto significativo, anche perché la Regione Veneto fortunatamente noi abbiamo delle bellezze nostre naturali, insomma mari, monti, lago, abbiamo di tutto e di più. Però è anche vero che negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato molto con dei piani strategici specifici per aumentare anche la qualità del nostro turismo e soprattutto dei nostri servizi. Assessore, non possiamo fare il confronto con l'anno 2024 che crediamo rimarrà un unicum perché siamo arrivati a dei livelli quasi mostre, però quest'anno, nonostante polemiche legate al rincaro dei prezzi, è andata più che bene. Assolutamente sì, il 2024 è stato l'anno assoluto dei record che addirittura ha battuto il 2019 che era l'anno pre-Covid più importante che noi abbiamo avuto nella storia. Quindi il 2024 non possiamo paragonarlo col 2025 che comunque ha tenuto molto bene perché noi siamo calati di un meno 1, qualcosa, quindi voglio dire siamo molto vicini all'anno scorso che ripeto è stato l'anno dei record. E anche per quanto riguarda le polemiche di quest'estate sui rincari e soprattutto sul balneare, sembrava che non ci fossero le persone, le spiagge vuote, vi ricorderete tutte queste polemiche, in realtà non è così perché se io vado a vedere i dati fino a fine agosto dimostra che proprio il settore balneare ha tenuto quasi ai livelli dell'anno scorso. Quindi significa che insomma se tanto mi dà tanto la situazione turistica è positiva anche nel 2025. Noi ringraziamo l'assessore Federico Caner, si chiude qui lo spazio in diretta della intervista, abbiamo incontrato il responsabile dell'assessorato all'agricoltura e al turismo della Regione Veneto, Federico Caner, un buon lavoro a lei Assessore. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Il Veneto in diretta ora cede la linea alla redazione di Veneto 24. Grazie dunque a Federico Caner, assessore all'agricoltura e al turismo della Regione Veneto. Ed ora Monia Meneghini incontra Marino Finozzi, presidente della Fondazione Città della Speranza. Ben ritrovati a Veneto per il Sociale, oggi con un nuovo ospite.
e anche un nuovo presidente, Marino Finozzi, nuovo presidente di Fondazione Città della Speranza. Benvenuto. Grazie a tutti voi. Nuovo presidente ma volontario da lungo tempo. Sì, sono venuto a conoscenza della Fondazione Città della Speranza circa 20 anni fa, grazie a un amico, Franco Masello, che è il fondatore. Ci siamo incontrati e conosciuti per motivi diversi rispetto alla fondazione, ma conoscere Franco Masello e non conoscere la fondazione è impossibile. Sì. Impossibile scindere le due cose, la persona dall'istituto della fondazione. Quindi quando ho conosciuto le finalità di questa fondazione ho detto mi sembra il caso che sia utile dare una mano. Ho detto con mia moglie: abbiamo 2 bambini, uno più bello e più sano dell'altro, diamo una mano a quelle famiglie che invece questa fortuna non ce l'hanno. Purtroppo il fatto della vita può portare anche a strane coincidenze. Dopo un anno uno dei miei figli, Stefano, si è ammalato e ho dovuto chiedere una mano alla fondazione, oltre che ovviamente al sistema sanitario pubblico, e devo dire che per me la fondazione in quel periodo è stato molto importante, è stato un faro, è stata una luce in fondo al tunnel, perché le famiglie quando si trovano in quelle condizioni veramente si trovano spaesate, non sanno a chi rivolgersi, non sanno quali sono le cose da fare, perché è veramente impossibile capirlo. E per me la fondazione, per la mia famiglia, per mia moglie, è stato veramente importante. Purtroppo l'esito della malattia è stato nefasto e dopo qualche anno Stefano se n'è andato. Ma da lì ho capito quanto importante fosse la fondazione, quanto importante fosse dare una mano. Ho iniziato in maniera molto così marginale, nel senso messo a disposizione, e piano piano poi è arrivato il momento di entrare a far parte del direttivo, e all'inizio di quest'anno mi è stato chiesto di assumermi questa responsabilità e l'ho fatto volentieri, perché so quanto importante sia una fondazione che dà questo tipo di segnale alle famiglie che si trovano in questo problema. Presidente, un plauso, perché è riuscito a trasformare il dolore in volontariato, in nuova energia. Energia che va alla Fondazione Città della Speranza, ma va anche all'IRP, l'Istituto di Ricerca Pediatrica, 2 realtà legate a filo doppio, e IRP in particolar modo un ente che è dedicato alla ricerca ma aperto a tutti. Certo, e come nasce IRP? Velocemente. Il primo obiettivo della fondazione è stato innanzitutto quasi tutti i volontari che hanno delle responsabilità all'interno della fondazione sono stati colpiti personalmente da queste malattie che toccano i bambini, quindi siamo fortemente motivati. E la fondazione nasce perché Franco in quel periodo, 30 anni fa, la fondazione ha festeggiato 30 anni proprio nel 2024, e ha avuto un nipote con la leucemia e si è reso conto in quali erano le condizioni che questi bambini venivano curati, come venivano ospitati. Ha detto no, non possiamo lasciare una famiglia che si trova già in un dramma a essere anche un luogo che non è all'altezza di quello che è la dignità di un bambino e di una famiglia. Quindi sono stati raccolti dei fondi, è stato ricostruito il reparto di oncomatologia pediatrica a Padova, è stato creato un luogo almeno dignitoso. Concluso quel progetto, allora in quel periodo avevo cominciato anch'io a entrare, e ci siamo detti adesso cosa facciamo? Non abbiamo esaurito la nostra potenzialità, e l'idea è stata quella di svuotare quel reparto. Dobbiamo fare in maniera tale che in quel reparto entrino meno bambini possibile, e quindi l'unica strada è quella della ricerca. Quindi è partita l'idea dell'attore della ricerca, l'IRP, che è partita 12 anni fa, e lì c'è un importante investimento, impegno, che ogni giorno trasforma tutte le nostre energie che riusciamo a raccogliere sul territorio in ricerca vera e propria. Un'ultima velocissima parola: volontari sempre fondamentali, manca un gruppo a Padova, quindi una parola su questo, velocissimo. Noi abbiamo varie modalità con le quali una persona può aiutare la fondazione. Il mondo del volontariato, lo sappiamo, è importantissimo per noi, è vitale, perché tutto ciò che raccogliamo è soprattutto grazie all'attività dei volontari. Il bilancio della fondazione si aggira dai 10-12 milioni di euro all'anno, che non sono pochi, e da precisare che solamente una piccola parte, 3-4%,
e viene utilizzata per far funzionare la fondazione, perché ovviamente un mole di risorse di lavoro così ha bisogno anche di personale fisso, ma il 96-97% di ciò che una persona dona alla fondazione va finalizzata alla ricerca. Poi abbiamo anche un altro sistema di collaborazione con la fondazione, è il gemellaggio che i comuni fanno con la Città della Speranza. Sono oltre 200 i comuni che hanno già siglato questo gemellaggio con Città della Speranza, anche il comune di Padova, e questo dovrebbe aiutarci a fare da cassa di risonanza per quanto riguarda le nostre attività. Ecco, quindi speriamo che i comuni che sono gemellati, che ogni tanto stimoliamo a dare una mano, si possano fare parte attiva per far nascere sul proprio territorio dei gruppi di lavoro che diano una mano alla fondazione. Assolutamente, tantissimi gli argomenti che si potrebbero trattare, il tempo stringe. Presidente, io la ringrazio di essere stato con noi, ricordo il sito cittadelasperanza.org per maggiori informazioni e diamo la linea alla redazione. Grazie. In collaborazione con Delta Group. Vorrei una vacanza in cui rilassarmi, ma anche fare sport, in cui trovare me stessa, ma stare bene con gli altri, in cui tuffarmi nell'acqua, ma diventare tutt'uno con la terra, in cui vivere la città, ma scoprire la natura. La mia vacanza? Hotel Terme Mille Pini. Alle terme c'è un mondo da vivere. Grazie quindi anche a Monia Meneghini e a Marino Finozzi, presidente della Fondazione Città della Speranza. Ora parola a Vincenzo Gottardo che dialoga con Massimo Barbuiani, sindaco di Adria, comune dell'area del Delta del Po in provincia di Rovigo. Ben ritrovati telespettatori di Primi Cittadini per il Turismo. Oggi sono in compagnia del sindaco della città di Adria, Massimo Barbuiani. Sindaco, benvenuto. Grazie a voi, grazie per l'opportunità che mi date di parlare della mia città. Innanzitutto, sindaco, cominciamo col presentare, col raccontare ai nostri ascoltatori di qual è il rapporto e anche un po' la funzione della città di Adria rispetto al parco del Delta del Po, questa zona immensamente bella che il mondo ci invidia. Beh, innanzitutto Adria è il comune più popoloso, sono circa 19.000 abitanti, è sempre stata un riferimento sia culturale che sociale per l'intera area del Delta. E da un po' di tempo, diciamo, da quando si è costituito il Parco del Delta del Po, Adria viene definita la porta del Parco del Delta del Po. È una cosa molto importante su cui stiamo facendo importanti investimenti insieme ai colleghi sindaci in questi 9 comuni che fanno parte di questo comprensorio, il Delta del Po. Sindaco, nel tracciare la descrizione della tua città, parli di storia, parli di cultura, ma parli anche di valorizzazione e di territorio. Quindi come una città che ha radici così profonde, che ha una storia così nobile come la città di Adria, così anche distante nel tempo, come fa a conciliare anche però progetti innovativi per guardare al futuro e per cui fare in modo che continui ad essere una città leader in quel territorio come tu dici di essere? Beh, con i colleghi sindaci si sta lavorando per cercare di promuovere questo territorio, ahimè è stato sconosciuto per molto tempo, attraverso anche queste iniziative cerchiamo di promuoverlo. Ecco, non ci sono solo le spiagge di riferimento, sia a Portotolle che Rosolina, ma c'è anche l'entroterra che deve essere valorizzato. Come copiando anche chi ci è vicino, io guardo sempre con un po' di invidia l'Emilia Romagna perché ha fatto scuola a tutti quanti, il Parco del Delta. Per molti, troppi forse, è conosciuto solo per la parte romagnola, poco per la parte rodigina, e questa è la nostra missione insieme, ripeto, all'ente parco per promuovere questo territorio riconosciuto anche come patrimonio UNESCO. Gli ingredienti, sindaco, ci sono tutti, quindi cultura, tradizione, storia, ma anche innovazione e bellezze naturalistiche, quindi un ambiente assolutamente unico. Quanto è difficile, sindaco, in questa situazione però combattere lo spopolamento? C'è ancora gente che se ne va da questi territori?
Purtroppo sì, anche se in controtendenza posso dire che Adria è stato l'unico comune nel 2024 che ha aumentato di 300 unità il numero di abitanti. Molti immigrati naturalmente che hanno trovato spazio all'interno della nostra comunità si stanno inserendo, cercando naturalmente di vivere e adoperarsi per riuscire ad entrare in una certa dimensione. Vi posso dire, tornando al discorso della storia, della nostra storia, abbiamo un museo, ad esempio, che è definito il più bel museo del nord-est, che ha una frequentazione di circa 20.000 persone all'anno. Poi abbiamo altri musei che si sono appena aperti, tipo il Museo Diocesano. Abbiamo un teatro importantissimo che è stato veramente un punto di riferimento per lo sviluppo culturale della nostra città, e spero entro l'anno, finalmente dopo 3 anni di chiusura, si possa riaprire quell'autodromo che è stato un punto di riferimento molto importante per l'economia locale. Pensate che ogni 15-20 giorni, grazie anche all'ultimo investimento che era stato fatto circa nel 2005, avevamo 1.000-1.500 persone che ogni 15-20 giorni venivano a visitare la nostra città. Sindaco, un'ultima domanda perché siamo davvero in chiusura. Qual è il luogo del cuore del sindaco Barbuianni nel parco del Delta del Po? Beh, il Parco del Delta del Po è una cosa unica. Io sono un amante delle biciclette. 20 giorni fa il presidente Zaia ha inaugurato un tratto della ciclovia Vento, un piccolo tratto che collega Portoviro con Adria. Io spero che anche questa opportunità che ci è stata data da 15 giorni possa essere naturalmente utilizzata per far conoscere questa splendida realtà che è il Parco del Delta del Po. Grazie al sindaco Massimo Barbuianni, sindaco della città di Adria, per aver condiviso con noi progetti, sfide, ma anche obiettivi non soltanto della città di Adria, ma dell'intero Parco del Delta del Po. Grazie sindaco. Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato oggi per far conoscere il nostro territorio. Infine grazie a Vincenzo Gottardo e a Massimo Barbuianni, sindaco di Adria, comune dell'area del Delta del Po. A questo punto grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.